È il 2 giugno. Stai aspettando con la tua bambina che il suo papà torni dal lavoro per mangiare una pizza. Invece ti arriva una telefonata in cui lui ti dice con voce strozzata che ha chiamato la polizia perché lo stanno inseguendo in moto e lo vogliono picchiare. A scrivere su Facebook è la moglie del medico dell'INPS aggredito a Chioggia. Il marito è un medico fiscale di 30 anni originario del Camerun. Doveva controllare un lavoratore che abita in un condominio della periferia della cittadina veneziana. L'uomo non era in casa e si è presentato più tardi in bicicletta con costume e ciabatte, avvertito presumibilmente dalla moglie. Ha intimato al dottore di mettere nero su bianco che l'aveva trovato regolarmente a casa, minacciandolo e insultandolo pesantemente per il colore della sua pelle e urlando che da lì non sarebbe uscito vivo. Lo ha quindi inseguito in motorino rompendogli una maniglia della macchina. Il medico, che ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Padova, dove vive, ha chiesto il trasferimento da Chioggia. Ha raccontato che tutto il vicinato ha assistito alla scena, ma nessuno ha mosso un dito per difenderlo. Solidarietà immediata è stata espressa dal sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. Questa non è Chioggia, ha detto, e non è la società che vogliamo per i nostri figli. Sulla stessa linea la consigliera regionale originaria di Chioggia Erika Baldin. Un episodio vergognoso che getta discredito su un'intera comunità ed è grave danno all'immagine del nostro territorio. Chioggia non è questo, siamo una città di mare che vanta una tradizione di accoglienza. Esprimo ancora la vicinanza del Movimento 5 Stelle di Chioggia al medico dell'INPS e alla sua famiglia e lo ringrazio per il suo lavoro al servizio dello Stato, in difesa della legalità e per la tutela degli stessi lavoratori, contro l'arroganza dei furbetti che pensano di vivere sulle spalle degli altri. Che vergogna!